Emittenti locali penalizzate dalla mancata adozione del nuovo regolamento che deve disciplinare le risorse economiche destinate alle TV locali, a cui si aggiunge anche il gravissimo ritardo nell'assegnazione di contributi pregressi spettanti. Una situazione inaccettabile e stigmatizzata dal presidente di Confindustria Radio TV Maurizio Giunco, che ha inviato una missiva al premier Gentiloni. Adesso si mobilita anche il deputato Maria Iacono, che promette: non staremo con le mani in mano a guardare. Io in particolare, assieme ad altri colleghi, ci siamo battuti per trovare delle soluzioni, andando incontro anche alle esigenze delle TV locali, ma non perché capiamo che lì lavora tanta gente, lavorano tante persone, e che quindi sarebbe sbagliato ovviamente mettere queste persone, come sta succedendo di fatto, in difficoltà. Per questo abbiamo chiesto al governo innanzitutto di avviare i pagamenti che deve, le emittenze per questo periodo, e in una fase, ripeto, di difficoltà abbiamo anche cercato di capire, interpellando proprio in questi giorni il governo, come intende dare soluzioni a questi problemi, sapendo che ovviamente l'informazione, che deve essere fatta ad ottimi livelli, passa attraverso anche un'informazione locale che permette poi alla democrazia di essere un fatto vivo in una comunità di popolazione, di abitanti.